Ciao a tutti, sono Alex Zanardi qui a Maniago per la gara di Coppa del Mondo che si svolgerà nel weekend. Logicamente un impegno notevole soprattutto per chi come me, correndo in handbike, parteciperà anche alla staffetta di domenica sera. Quindi si tratta di competere per la gara a cronometro già venerdì nel pomeriggio. Tra l'altro io come H5 mi cimenterò nel percorso lungo, 26 km e 6, una prova infernale devo dire, non tanto per il caldo, non tanto per le condizioni lungo il percorso, ci sarà sicuramente vento, ci sarà tanta salita, ma anche per la lunghezza. Noi normalmente le nostre gare le svolgiamo su percorsi decisamente più brevi, però insomma è così per tutti, quindi è questo che dobbiamo affrontare. Poi sabato gara in linea, quasi 70 km, transitando 8 volte per la piazza del paese, e infine domenica appunto la staffetta che mi vedrà impegnato assieme ai compagni d'avventura Vittorio Podestà e Luca Mazzone, dove ci presentiamo con la maglia iridata, per cui certamente con il pronostico dalla nostra parte. Mario Valentini dice che ci porta tutti a Rio, in realtà dovrebbe organizzare un charter per l'occasione a quel punto, perché poi dopo qualche parente si infila e si aggiunge, però logicamente c'è ancora tempo, le cose possono cambiare. Ci saranno atleti che riusciranno a guadagnarsi la qualifica magari all'ultimo momento, ce ne sono altri che sono già convinti di poter andare e per i quali potrebbero anche cambiare le cose, ma credo che questo faccia parte un po' dello sport, il fatto che insomma lo sport stesso ti presenta costantemente il conto, è sempre ora di tracciare una linea, questo avviene alla fine di ogni gara in cui si ridiscute tutto quanto, ma credo che questa sia anche la ragione per cui è bello impegnarsi, preparare, lavorare sul progetto, dopodiché se poi alla fine arriva anche il grande risultato, beh, tanto meglio. Questa è una gara per noi della nazionale paraciclistica italiana molto importante, quindi credo che tutti arriviamo con nelle braccia o nelle gambe un buon livello di preparazione, e in tanti credo siano, come posso dire, in attesa di poter competere, di poter dimostrare che il lavoro che hanno fatto magari durante l'inverno in preparazione di questa gara per noi così importante è destinato a portare i suoi frutti. Logicamente io me lo auguro per primo, sono convinto di essere arrivato pronto per far bene e niente, non resta che attendere e vedere che cosa ci porterà appunto la gara, il percorso. Venite a fare il tifo per noi, vi aspettiamo, ciao!